Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Franco Frogheri di Nuoro. Tra pochi istanti inizierà la partita valida per la 12ª giornata di andata del campionato di eccellenza che vede di fronte la Nuorese e il Lipunti. Quindi Ragazzu a stoppa di petto lancia in profondità nella zona di Tuccio, pallone al centro, Bulla al volo e la palla in rete. Ha segnato la Nuorese, ha segnato Bulla, conclusione sporca di sinistro. Chiude bene Tuccio e quindi Peana rilancia per la Nuorese. Adesso c'è Vinci in campo aperto per un contropiede. Vinci affronta Moro 1 contro 1, il verticale per Ragazzu, fa Ragazzu la chiusura di Canalis con la complicità di Chessa sulla sinistra nella zona di Tuccio che dialoga con Cocco. Da Cocco a Bulla, il pallone passa, attenzione, Bulla viene messo giù e ci sarà calcio di rigore in favore della Nuorese. Arriva il fischio dell'arbitro. Ragazzu trova l'angolino e la Nuorese raddoppia al 35esimo minuto. Cercare Vinci, la pizzata per Ragazzu, la posizione regolare, va Ragazzu, la respinta di Canalis. Siamo ancora lì con Mauro Ragazzu che va via a Moro e poi colpisce il palo con un colpo d'esterno. Aumenta l'azione la Nuorese con Manfredi, la sventagliata verso Cocco. Cocco entra in possesso palla, converge Cocco, la palla sul sinistro, il tiro di Cocco centrale. Ancora Cocco, traiettoria a uscire, pallone al centro dell'area, Ragazzu di testa! E arriva il gol del 3-0, lo realizza Mauro Ragazzu. Tre gol realizzati e anche un palo colpito da Mauro Ragazzu qui a vuoto congiunti. Attenzione perché tenta la battuta sulla porta di Canalis, va Cocco, palla alta sopra la traversa e sulla punizione del capitano della Nuorese finisce la partita con la vittoria della Nuorese per 3-0 sui Punti.